Buonasera, vi do il benvenuto da parte dell'Ateneo Udinese che organizza questo festival Collegamenti e l'evento a cui state partecipando è i videogiochi tra rischi e nuove potenzialità. Mi raccomandano di invitarvi a compilare il breve questionario che sarà distribuito in sala e di imbucarlo poi nell'apposito contenitore per aiutare a migliorare le future iniziative. Allora, vi presento gli ospiti. Siamo, come vedete, 3 fisicamente presenti, ma c'è un quarto che è con noi, ma si trova fisicamente in Inghilterra, però comparirà nello schermo, quindi è anche abbastanza appropriato, visto che parliamo di mondi digitali, questa presenza multiplayer. Ecco. Allora, vi introduco brevemente le biografie dei partecipanti. Abbiamo Fabio Buttussi al centro, che è docente di videogame programming e tecnologie web all'Università di Udine. I suoi principali interessi di ricerca riguardano l'interazione uomo-macchina, la realtà virtuale e i serious game. Ha esplorato diversi domini applicativi, tra cui la medicina di emergenza e la sicurezza dei passeggeri di aeromobili, con una particolare attenzione alle applicazioni per l'addestramento. Abbiamo poi Riccardo Retez, dottorando di ricerca in Visual and Media Studies all'Università Ulm di Milano. Si occupa di Cultural Studies e di Game and Porn Studies. In particolare si dedica alla sociologia digitale, al consumo di contenuti su piattaforme digitali connesse al videogioco, alla comunicazione interpersonale veicolata in live streaming e agli approcci socio-narrativi che ne derivano. Nel 2020 è uscito il suo primo libro dal titolo Machinima vernacolare per Concrete Press. Fra poco comparirà in remoto anche Paolo Ruffino, docente e artista, insegna all'Università di Liverpool, dove si occupa di media interattivi, culture digitali e videogiochi, relativamente sia alla loro produzione sia agli aspetti di consumo e intrattenimento, indagandone le implicazioni sociali e culturali. Fa parte del collettivo artistico Io Cose, con il quale ha presentato i propri lavori in diverse sedi nazionali e internazionali. Poi ci sono io che mi devo autopresentare. Sono Luca Chittaro, sono docente di Human Computer Interaction all'Università di Udine, anche di realtà virtuale, e nel 1998 ho fondato un laboratorio che si chiama Human Computer Interaction Lab e che approfondisce tutti gli effetti delle tecnologie digitali, quindi videogiochi, realtà virtuale, social, qualsiasi strumento usiamo nella nostra vita digitale, gli effetti di questi strumenti sulle persone, quindi mettendo assieme informatica e psicologia e anche neuroscienze. Stavo leggendo cosa c'è scritto nella mia bio. Nel nostro laboratorio abbiamo realizzato diversi videogiochi di tipo educativo e alcuni di questi sono diventati molto popolari. Uno dei nostri giochi attualmente ha più di 18 milioni di giocatori nel mondo. Ok, allora partirei con una domanda personale, no? Vi chiederei, partendo in ordine alfabetico da Fabio, qual è una tua esperienza personale nella quale hai capito l'importanza dei videogiochi? Allora, l'aneddoto che mi piace raccontare anche agli studenti del corso di videogame programming per rompere il ghiaccio risale a quando ero bambino. Quella volta non si potevano fare le ricerche su internet e i miei genitori mi hanno regalato un'enciclopedia. Uno dei volumi dell'enciclopedia, quello che mi ha affascinato per primo, riguardava l'informatica. E così, quando avevo tra gli 8 e i 10 anni circa, ho cominciato ad appassionarmi a programmare per il Commodore 64 e ho realizzato un gioco, già quella volta, che ricordava un po' un gioco da tavolo tradizionale, diciamo in qualche modo, che col senno di poi aveva funzionalità in qualche modo educative, quindi posso dire che sono circa 30 anni che programmo videogiochi per finalità serie. E l'hai trasformato in un lavoro, perché adesso
insegni videogame programming. Esatto, esatto. Ok. Bene, mi collegherei con Paolo Ruffino da Liverpool. Buonasera, Ciao. eccomi. Mi sentite? Sì, benvenuto. Hai sentito la domanda? Sì, ho sentito sia la domanda che la risposta. Buonasera, innanzitutto grazie dell'invito e mi dispiace non essere lì di persona, diciamo sarò così in questa figura che vi guarda dall'alto. Dunque, la domanda, beh, una bella domanda. Diciamo che ci sono una risposta diciamo, più legata a un aspetto un po' più forse emotivo, ecco, che mi lega così al videogioco. Ricordo intorno ai primissimi anni 90 quando giocando Monkey Island, un gioco che forse molti ricorderanno, è uscito anche un seguito recentemente per Amiga, quello fu forse il primo gioco in cui c'era una narrativa particolarmente sofisticata, c'è anche molta ironia, molta ambiguità, è stato forse il primo videogioco che mi ha fatto pensare che appunto poteva esserci qualcosa di complesso dal punto di vista artistico e culturale nel videogioco, seppure insomma il gioco sia molto diciamo scanzonato, molto divertente, però aveva una sua complessità artistica non indifferente. Diciamo un'altra risposta forse un po' più razionale legata anche alla mia ricerca è quando intorno ai primi anni del 2010 si è iniziato a parlare di gamification, una parola che forse qualcuno ne conoscerà il significato, un po' è l'uso di tecniche del game design in ambiti non legati all'intrattenimento, non legati all'ambito ludico, quindi ad esempio per la produttività, il marketing, per il fitness, l'atletica, eccetera. E quello è stato forse il primo momento in cui veramente è emersa molto chiaramente che l'estetica e i linguaggi del videogioco avevano ormai permeato un po' tutta la nostra cultura digitale. Ricordo quando insomma, entrai in contatto con questo gadget della Nike Fuel, che era all'epoca un braccialetto, poi è diventata un'app, diciamo, si è smaterializzato, ma era un braccialetto che quantificava il movimento del corpo, il movimento del braccio, e lo trasformava in una serie di dati visualizzati in una maniera che ricordava molto da vicino l'interfaccia di un videogioco. Quell'esempio di gamification deve appunto servire a motivare l'utente a muoversi, a fare attività fisica, dando dei punteggi, degli obiettivi, creando delle classifiche, eccetera. E fu forse appunto il primo esempio, il primo momento in cui era abbastanza chiaro che un certo linguaggio, un certo modo di organizzare l'informazione, anche di pensare al proprio corpo e come renderlo produttivo, per così dire, era filtrato da un'estetica che ricordava molto da vicino quella del game design. Quindi ecco, direi questi due momenti sono i miei ricordi particolari. Ecco. Ok, bene. Riccardo. Io penso che come molti ragazzi della generazione fine anni 80, inizio anni 90 è cresciuto con una console videoludica in casa. E nel mio caso la scoperta del videogioco come qualcosa oltre il prodotto di mero intrattenimento è arrivata molto tardi, nel senso io ho giocato ai videogiochi per tutta la mia vita, gioco ancora ai videogiochi, ma comprendere il videogioco da un punto di vista più pedagogico, se vogliamo, didattico, comunque culturale e sociale è arrivato quando stavo studiando all'Accademia di Belle Arti Cinema, quando mi sono accorto della stretta relazione che esiste fra cinema e videogioco, andando quindi a comprendere come il videogioco fosse un contenitore di racconti e ebbi in quegli anni, parliamo di una decina di anni fa, il piccolo hobby di andare a cercare all'interno dei videogiochi tutti quelli che erano i riferimenti a film, serie televisive per lo più degli anni 60-70 e che poi erano stati assorbiti dalla cosiddetta pop culture. Quindi da questo punto di vista l'interesse nel videogioco a questo livello è arrivato secondo questa modalità, secondo questa ricerca diciamo prima hobbistica e poi in effetti è diventata anche, come nel caso di Fabio, un lavoro, quindi dalla passione al lavoro, ecco. Ok, ma porto anche la mia esperienza. La cosa più emozionante penso che mi sia successa nel creare videogiochi di tipo educativo è accaduta nel 2016. In quel periodo, per anni, il nostro laboratorio è stato finanziato dalla
Federal Aviation Administration degli Stati Uniti, che è la parte, l'ente governativo americano che si occupa della sicurezza del volo, proprio per farci costruire delle esperienze digitali che servano a formare, sensibilizzare i passeggeri sul tema della propria sicurezza a bordo dei velivoli, a bordo degli aeromobili. E uno dei videogiochi che abbiamo creato in quel contesto con l'FAA l'abbiamo lanciato nel 2016 ed è successo uno di quei fenomeni per cui è diventato virale, no? Vi dicevo in apertura, no? 18 milioni di giocatori che continuano a crescere di circa 2000 al giorno, nuovi. E questo gioco si chiama Prepare for Impact ed è un simulatore alla fine di incidenti aerei, quindi si ha la possibilità di vivere noti incidenti aerei, però in modo interattivo, quindi con la possibilità di fare azioni giuste o sbagliate e vedere cosa succede, un gioco di sopravvivenza se vogliamo. Allora, quando l'abbiamo lanciato e così tantissima gente ha iniziato a giocarci, è successo qualcosa che normalmente non succede con i giochi educativi, cioè migliaia e migliaia di utenti, di giocatori, hanno iniziato a condividere se stessi che giocavano sui social. Quindi, ad esempio, se uno va su YouTube, ci sono migliaia e migliaia di ore di gioco di questi nostri giocatori e dal mio computer ho iniziato a vedere tutte queste persone che giocavano al nostro gioco da tutte le parti del mondo. E adesso non so se riesco a condividere proprio lo stesso tipo di emozione, ma se passiamo al primo video vi ho fatto proprio un minuto così di pezzettini di quello che succede. Ok, possiamo partire. In today's video, we're back in our most favorite game ever. Yes, Prepare for Impact, which is a crash simulator. Right now we're on board an A320 that's apparently about to crash. Por al parecer nosotros viajamos mucho. Oh, pero esto sí que se ve genial afuera. Schnell, schneller rennen. Ah. A aeronave tá toda destruída. Sair para a esquerda, sair para a direita. Tô tendo um problema para respirar. É lógico, né? كأني موجود المخرج. Use this exit. يلا 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 Exit on the wing. اوكي Reach the slide. طلعنا يا شباب من Ochroniczka! O Boże, ona płonie! Ona płonie! O matko, uciekamy! Aiuto, aiuto, io neanche ci volevo salire su questo aereo. Брейс, все, Брейс, я нагнулся, а я уже нагнутый сидел, я вообще... بسرعة يا أخينا. This exit. فين فيلم من الخروج أنا مش شايف أي حاجة يا شيخ. Come here. There's a fire! Release! Release my seatbelt. Direi che possiamo- We need to get out. Get out possiamo of here. fermare. Stand. Go, go, go. The fire! What happened? Ok. Bene. In today's video, we're back in our most favorite game ever. Yes, Possiamo Prepare for stopparlo. Impact. No, ma la cosa poi utile, no, di tutto ciò è che queste persone che mai e poi mai si sarebbero messe a studiare la sicurezza a bordo, perché sfortunatamente proprio quello che ci dicono le agenzie nel mondo che si occupano di sicurezza del volo è che le safety card dove i passeggeri dovrebbero apprendere queste cose rimangono intonse nel sedile di fronte a voi, no? Nessuno le esamina. E queste persone invece dedicano serate, magari 4-5 ore a giocare al gioco e si espongono a questi contenuti e apprendono questi contenuti. Bene, direi che abbiamo avuto già il sentore che le 4 persone coinvolte in questo evento sono segnate da esperienze diverse e hanno sviluppato poi percorsi diversi nell'ambito del videogioco. Il titolo dell'evento nomina rischi e nuove potenzialità e devo dire quando si leggono i media normalmente prevalgono i rischi, tende a esserci una visione allarmistica, negativa del videogioco. Oggi non vogliamo fare questo, però non vogliamo neanche
chiudere un occhio su questo aspetto, quindi farei una prima domanda sull'aspetto rischi e poi dedichiamo più spazio invece al discorso delle potenzialità positive. Quindi, partendo sempre da Fabio, secondo te qual è uno dei rischi che ti preoccupa di più? Ma il rischio che probabilmente più che preoccupare me è quello più citato, diciamo anche, no? Il più discusso è quello chiaramente legato alla violenza, no? Ogni volta che succede una sparatoria che coinvolge ragazzi, episodi di violenza, fenomeni di bullismo, spesso, no, si va a cercare se questi ragazzi utilizzavano, no, dei videogiochi e dei videogiochi violenti in particolare. Ecco, in realtà la letteratura scientifica sull'argomento dà risultati molto vari. Si vede che in alcuni studi alcuni giochi violenti possono essere associati a dei comportamenti più aggressivi, ma altri studi arrivano ad altri risultati, quindi mettono in evidenza come anche altri media, ad esempio, non so, le serie televisive o i film, contribuiscono, no? Forse addirittura più del videogioco in questo senso. Altri studi ancora non trovano relazioni tra l'uso di videogiochi violenti e l'aggressività o la violenza, oppure appunto si accorgono che questi effetti valgono solo per alcune fasce di età, solo per alcuni tipi di giochi. Quindi è molto difficile trarre delle conclusioni generali, e anche studi che hanno osservato nel tempo i giocatori e monitorato i loro comportamenti arrivano a risultati diversi. In particolare nella letteratura ci sono due filoni, diciamo due tipi di gruppi di ricerca che fanno studi sulla violenza nei videogiochi. Alcuni sono più focalizzati sul media, cioè studiano di più il videogioco, fanno degli studi più in qualche modo classici, diciamo da laboratorio, in cui fanno dei questionari, no, ai ragazzi, vedono se provano, se hanno giocato o no a determinati videogiochi, e altri invece che hanno un'altra prospettiva, per cui si focalizzano di più sull'utente, sulla persona, e cercano di comprendere il contesto complessivo. Quindi se ci sono eventuali fenomeni di aggressività non studiano solo il videogioco, ma considerano aspetti come la famiglia, le amicizie e un sacco di altre cose. Ecco, per un po' rassicurare insomma anche l'opinione pubblica e non arrivare a conclusioni magari estreme, dal momento che la letteratura non ci dà una risposta certa e assoluta su questo legame tra violenza e videogioco, quello che invece certamente è consolidato è l'aspetto del valutare la quantità di violenza o aggressività o altre questioni insomma potenzialmente pericolose all'interno dei videogiochi, e per questo sono nate delle organizzazioni che si occupano proprio di quello. In Europa c'è la PEGI, in America c'è un equivalente nata ancora prima, proprio dopo episodi di uscite di giochi violenti, c'è un ente anche internazionale ora che si occupa di cercare di standardizzare. Ecco, ognuno degli sviluppatori, anche noi, quando abbiamo rilasciato Prepper for Impact e gli altri videogiochi del laboratorio, siamo stati chiamati a valutare alcuni aspetti del nostro gioco, e questo porta poi a un rating di età. Quindi la raccomandazione, insomma, per quanto riguarda la violenza, è non tanto di dire vietiamo o approviamo i videogiochi, no, in toto, ma quando acquistiamo un videogioco per un figlio, un nipote, o una figlia o una nipote, per includere anche le ragazze in questo aspetto, andiamo a vedere l'etichetta. Quindi non compriamo e basta, ma compriamo vedendo l'etichetta. Così evitiamo l'aspetto violento, ma al contempo non perdiamo gli effetti positivi del videogiocare. Ok. Paolo, in remoto? Sì, eccomi. Sì, dunque, rischi e opportunità ce ne sono tante. I rischi, diciamo, che vanno un po' di pari passo con l'uso del videogioco da parte di fette della popolazione sempre più grandi. Ovviamente questo rende i rischi legati al mezzo sempre più importanti da analizzare e da valutare, di impatto sempre maggiore. Diciamo, volendone citare uno in particolare, prima parlavo della gamification, l'uso appunto di tecniche del game design in ambiti
non legati al ludico, non legati all'intrattenimento, in ambiti seri, per così dire. Ecco, la gamification è effettivamente un fenomeno che ha facilitato indubbiamente l'utilizzo di tecniche di sorveglianza digitale, di cattura di dati, che probabilmente sarebbero stati più difficili o magari più complessi da far entrare nella vita di tutti i giorni delle persone. Quasi tutte le app che noi scarichiamo sui nostri cellulari, spesso molte usano delle forme di gamification, ma quasi tutte, se non la totalità, utilizzano un qualche tipo di cattura di dati personali che insomma abbiamo un po' imparato ad accettare o non ci facciamo più tanto caso, ma non sono né normali né naturali. C'è effettivamente un lato abbastanza grigio al momento nella legislazione, di cui molte compagnie se ne approfittano. C'è un testo splendido di Shoshana Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza, che è uscito anche in italiano quest'anno, l'anno scorso, dove la Zuboff, diciamo, ricostruisce un po' la storia di questo fenomeno, dimostrando come da quello che era nato un po' come una cattura di dati ai fini della rivendita per gli spazi pubblicitari, ormai è diventato un approccio molto più sistemico e capillare che arriva a cercare di predire i nostri comportamenti. Ecco, diciamo che la gamification ha un po' reso questo processo, l'ha coperto, diciamo così, da una coltre, da un'interfaccia ludica, ma gli effetti e la dinamica sono, insomma, da analizzare e da studiare molto attentamente. Possiamo dire che appunto il linguaggio dei videogiochi e del game design ha un po' aiutato la formazione di questa grande industria dei dati e l'ha fatto anche perché è servita, diciamo, a creare ha fornito una tecnica di cattura, proprio di cattura dei desideri, dei piaceri degli utilizzatori. Ovviamente un gioco è sempre in qualche modo più attraente, ecco, di molte altre attività, e questo tipo di attrazione è diventato interessante ben al di fuori dell'industria del videogioco. Ok. Riccardo. Per quanto mi riguarda, penso che uno dei rischi più importanti in questo momento legati al videogioco sia proprio una delle conseguenze che ha avuto l'evoluzione dei videogiochi, del medium videoludico, e che sia stata, diciamo, che si sia confermata con l'evoluzione dal tempo al denaro. Mi spiego. Se in origine i videogiochi, come conosciamo, parlavamo prima di Monkey Island con Paolo, comunque i vecchi videogiochi siano sempre distinti per il fatto che guardare un film mi può portare via 2 ore, giocare un videogioco almeno 5, 6 o esponenzialmente ci sono giochi che durano anche centinaia di ore, questa sostituzione, cioè è avvenuta, scusatemi, una sostituzione per cui per velocizzare il progresso all'interno del gioco sono nate le cosiddette microtransazioni, cioè piccole forme di pagamento all'interno dei videogiochi tramite valuta virtuale, che mi permettono di accedere a oggetti di gioco, strumenti, livelli, anticipatamente rispetto al progresso, diciamo, naturale di quel videogioco, così da poter portare a una conclusione anticipata e quindi a un maggior godimento. Anche perché intendiamo sempre il videogioco come una forma di intrattenimento, per cui poi in era social come quella di oggi, aver finito prima il gioco del mio migliore amico o di una serie di persone che appartengono alla stessa comunità che condivido, sicuramente mi porta a un certo status sociale. Questa sostituzione, soprattutto nel periodo del Covid e nel lockdown, in cui il numero di giocatori online è aumentato drasticamente per forza di cose, ha portato effettivamente, basta una ricerca su Google rapida, a casi di per lo più adolescenti, ma mi sento dire anche bambini, persone di 10-11 anni, che giocando ai famosi giochi free to play, che quindi si scaricano gratuitamente ma che poi prevedono delle transazioni all'interno del gioco, hanno, diciamo, quasi azzerato i conti bancari dei genitori, con la scusa magari di oggetti più cosmetici, quindi il vestito di un personaggio, un accessorio di un personaggio, oppure dei cosiddetti strumenti pay for win, quindi pagare per vincere. Quindi nel videogioco spara tutto, avere un'arma migliore mi permette di vincere prima la partita rispetto all'avversario. Questo ritengo che sia veramente un grosso rischio dei videogiochi oggi, esattamente come le questioni che nominava Paolo. Ci sono attualmente delle forme di regolamentazione che stanno cercando di limitare i rischi legati a comunque quello che è il gambling, che è una forma di dipendenza alla fine, però
è anche un modo di adattarsi e adottare una certa tipologia di intrattenimento che va oltre anche il videogioco in senso tout court. Se pensiamo anche ai videogiochi mobile, pur di levare quelle dannate pubblicità che abbiamo su tutti i lati, ci chiedono di pagare quelle piccole cifre, a volte mensili, a volte una tantum, che però vanno oltre il venderci quel gioco come gratuito, ecco. Prego Luca. Sì, se posso aggiungere un altro tipo di rischio, riguarda la possibilità che videogiochi con certi tipi di contenuti possano promuovere stereotipi e pregiudizi nel giocatore, ad esempio di tipo pregiudizi sul genere, pregiudizi di tipo sessista o pregiudizi rispetto a certi tipi di etnie. Per chi non è un videogiocatore, quindi non ha avuto modo di visionare alcuni di questi contenuti, ci sono un gran numero, prendiamo come esempio il discorso del genere. Ci sono un grande numero di videogiochi che rappresentano la figura femminile in un modo assolutamente stereotipato e irrealistico, come oggetto ipersessualizzato. Un esempio famoso è la prima versione di Lara Croft in Tomb Raider, ma poi ne abbiamo quanti ne vogliamo. Quindi delle donne virtuali con un corpo che non esiste nemmeno in natura, diciamo. Tipicamente molto scarsamente vestite, cioè diciamo meno vestito digitale c'è, meglio è. E un'altra cosa da chiedersi è che ruolo giocano queste donne virtuali all'interno di questo tipo molto diffuso di videogiochi, e lì sono state fatte proprio delle statistiche, quindi ci sono degli articoli realizzati da alcune università dove hanno preso campioni vasti di videogiochi e sono andati a classificare ma cosa fanno le donne virtuali all'interno dei videogiochi, e i risultati sono stati abbastanza desolanti, nel senso che sono molto raramente le protagoniste, quindi hanno di solito un ruolo comprimario rispetto ai personaggi maschili, e il ruolo è molto spesso quello totalmente passivo di dover essere salvate, oppure di nuovo può ritornare anche l'aspetto dell'ipersessualizzazione, quindi di nuovo diventano degli oggetti sessuali come prostitute o ballerine di lap dance e via dicendo. Può venire il dubbio, dato che ci sono stati decenni di ricerca sui media non interattivi, tipo il cinema. C'è la teoria dell'oggettivazione, no? Che dice più ti esponi a contenuti che rappresentano la donna come un oggetto, più li assorbi, no? li fai tuoi. E con il videogioco il rischio può essere più grande, perché nel videogioco, a differenza del cinema, c'è l'interattività, quindi non solo si è spettatori, ma si agisce, quindi si svolge il ruolo, ad esempio, del maschio dominante e assoluto protagonista rispetto a queste comprimarie. È interessante vedere che tipo di ricerche sono state fatte su questo argomento, cioè c'è un fondamento poi a questa associazione, no? E gli articoli che sono usciti finora tendono di solito a dire di sì, cioè tendono a dire giocare a questo tipo di contenuti è associato, è correlato a poi delle convinzioni, degli atteggiamenti mentali di tipo sessista. Però bisogna stare un po' attenti, anche perché quando escono questi articoli sulle riviste scientifiche, i giornali li riprendono così di brutto, no? Fanno il titolone del tipo i videogiochi causano sessismo, no? Poi uno va a vedere, tipo quando vedo questi titoli vado a leggermi l'articolo scientifico originale, e purtroppo devo dire che a volte queste ricerche sono fatte male, nel senso che più di una volta mi è capitato di vedere che
chiedono semplicemente ai partecipanti quanto tempo giochi ai videogiochi, cioè quanti minuti al giorno giochi ai videogiochi, no? E poi gli fanno il questionario per vedere quanto è sessista e correlano le due cose. Però la prima domanda non ha molto senso, perché i videogiochi sono di decine e decine di tipi diversi. Quindi uno che gioca a Tetris 5 ore al giorno dice io gioco 5 ore al giorno ai videogiochi, ma qual è il legame tra sessismo e Tetris? Quindi bisogna fare la domanda anche a che tipi di videogiochi, di che tipo di videogiochi fai uso. E devo dire però che ci sono alcune ricerche che lo fanno, quindi alcune sono fatte bene, sono fatte seriamente. La correlazione però in statistica non è causa, quindi il fatto che più si gioca a un certo tipo di videogioco con contenuti sessisti, più si hanno convinzioni sessiste, potrebbe essere che il videogioco ha causato le convinzioni sessiste, ma potrebbe essere anche che uno aveva le convinzioni sessiste e questo lo attrae verso quel tipo di videogioco. Per risolvere questo dilemma bisognerebbe prendere delle persone che non hanno mai giocato a videogiochi con questo tipo di contenuti, farle giocare 8 settimane e poi vedere se le loro convinzioni cambiano, no? Ma per adesso nessuno ha fatto niente di simile. Le ricerche che sono andate a vedere il contesto socioculturale complessivo del videogiocatore hanno messo in evidenza che ci sono dei fattori dell'ambiente in cui la persona vive che hanno delle correlazioni più forti con il sessismo. Ad esempio, quanto sono radicali le convinzioni religiose dell'ambito familiare correla molto più fortemente con il sessismo rispetto ai videogiochi. Però è un tema da sorvegliare, insomma. Ed è interessante che ci siano, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni, anche di più, un numero crescente di videogiochi che alcuni chiamano feminist, no? Femministi, ma in realtà io li chiamerei antisessisti, che cercano di cambiare questo tipo di immaginario, no? Quindi ci sono giochi, ad esempio 2 molto popolari sono Zero Horizon Dawn, dove la protagonista, intanto c'è una protagonista femminile, e è vestita, miracolo, ed ha il compito di salvare il mondo da dei robot malvagi. È un po' New Age come immaginario collegato. E poi una cosa ancora più interessante, The Last of Us 2, dove hanno spinto ulteriormente questa idea di rinnovare la figura del personaggio femminile, dando alla protagonista un corpo molto mascolino. Hanno scannerizzato il vero corpo di un atleta di CrossFit. Ed è interessante che questo poi ha suscitato polemiche tra i videogiocatori più, diciamo, conservatori, no? che vorrebbero che le cose rimangano, no? come era tempo fa. Ok, mi fermerei qui perché questo è un tema su cui che ho espanso molto, e c'è un webinar che trovate sul canale dell'università su questo argomento che dura una mezz'oretta, quindi se vi interessa potete trovare di più. Bene, passerei alla dimensione positiva, alla dimensione potenzialità. Ma invece di parlare di potenzialità, che sembra una cosa che non è accaduta e che accadrà chissà quando, partirei con le potenzialità che sono diventate atto, cioè cose che veramente sono già state realizzate. Allora comincio io, e intanto forse è opportuno definire una parola che abbiamo già menzionato qualche volta, che è serious game, che in italiano diventerebbe gioco serio, non rende tantissimo. In realtà il serious game sono definiti come quei giochi la cui finalità principale non è solo l'intrattenimento, ma hanno anche finalità, ad esempio, di addestramento, di stimolo di comportamenti positivi in ambiti aziendali, in ambiti sociali e così via. Insomma.
All'interno del grande tema dei serious game, di cui insomma, in laboratorio io e il professor Kittaro ci occupiamo insomma, ormai da diversi anni, quello che forse insomma, mi ha sempre insomma, colpito di più è quello dei cosiddetti game for health, che sono quei giochi che hanno un effetto positivo sulla salute, che è un tema certamente che sta a cuore insomma, alla maggior parte di noi. È un argomento molto bello perché ha tantissime sottoapplicazioni. All'interno dei giochi della salute spaziamo da giochi che servono ad addestrare i medici, gli infermieri o anche i laici, come vedremo tra un attimo, a invece dei giochi che aiutano il paziente in un percorso di riabilitazione o anche magari ad aderire a una terapia, cioè se magari tendiamo a dimenticare di prendere determinate pastiglie o certe cose, ci sono dei giochi che ci aiutano anche in questo senso, fino a tutto il filone di cui ci siamo interessati già dal 2016 dei fitness game, che sono quei giochi che ci fanno proprio fare dell'esercizio fisico per fare in modo che appunto abbiamo dei comportamenti più positivi, quindi camminare di più, fare esercizio in modo corretto, all'intensità corretta e così via. Tra tutte le cose insomma, di cui ci siamo occupati mi piacerebbe parlarvi di una in particolare. È un progetto, rientra all'interno di un progetto dell'azienda sanitaria Friuli Centrale che si chiama EasyNet, che è cofinanziato dal Ministero della Salute e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. In particolare il pacchetto di cui si occupa appunto l'azienda sanitaria qui di Udine in collaborazione con il nostro laboratorio ha proposto alcuni giochi che appunto insegnano alcune procedure mediche. Ecco, tra tutti vi mostrerei il video, se possono farlo partire, vi ringrazio, ok. E in questo video ci sono io, ma l'abbiamo fatto provare anche a diverse persone. Se riuscite a farlo partire vi ringrazio. Ecco, vedete un'applicazione in particolare di un serious game per la medicina che viene utilizzato con un visore per la realtà virtuale. In questo caso, vedete, io sono quello col visore, no? Da questo lato qui, e nella immagine grande vedete quello che succede nel mondo reale, ok? Ci sono io che faccio qualcosa su un manichino, di quelli da rianimazione cardiopolmonare che si usano nei corsi anche di BLSD per chi magari è coinvolto nella Croce Rossa o attività simili. Ecco, invece nel riquadro da questa parte vedete quello che vedo io dentro il caschetto, ok? E grazie a degli appositi sensori che vedete posizionati sul manichino siamo riusciti a mettere assieme questi due mondi. Quindi quello che l'utente vede, quindi un personaggio virtuale che possiamo far respirare o non respirare, aprire gli occhi, chiudere gli occhi, avere eventualmente vari sintomi, patologie e reazioni, viene sincronizzato con il manichino fisico su cui possiamo fare veramente il massaggio cardiaco. E allora qui, come vedete, poi quando appunto viene fatto il massaggio abbiamo anche degli indicatori aggiuntivi che ci permettono di vedere come lo stiamo facendo e siamo stimolati dal sistema stesso a fare l'attività meglio. Ecco, un sistema come questo l'abbiamo anche valutato all'interno del laboratorio, abbiamo confrontato la versione solo in realtà virtuale con la versione realtà virtuale più manichino e abbiamo visto che anche la sola versione con il gioco in realtà virtuale è utile per imparare la procedura. Quindi queste procedure hanno un insieme di passi da seguire. Cosa devo fare prima tra chiamare il 112, controllare se la persona respira, controllare la sicurezza? Quale viene prima, quale viene dopo? Ma se andiamo ad aggiungere anche l'integrazione col manichino, non abbiamo solo gli effetti positivi sull'apprendimento della procedura, ma abbiamo anche degli effetti positivi sull'apprendimento della capacità
proprio fisica di fare, in questo caso, le compressioni in modo corretto, no? Le compressioni vanno fatte non troppo forti, perché altrimenti possiamo rompere una costola, ma non troppo deboli, perché altrimenti non sono efficaci, e devono essere fatte con una particolare frequenza, che è quella ottimale, diciamo, negli studi di medicina per riuscire a riattivare il battito. Ecco, il sistema poi si è evoluto nel tempo, c'è stata di mezzo anche la pandemia, e allora abbiamo fatto una versione aggiornata che, oltre a quello che avete visto, introduce anche l'uso del defibrillatore, ma anche aggiorna la procedura seguendo la versione aggiornata, appunto, nel caso di Covid, che prevede di mettere le mascherine, usare un ventilatore al posto di fare la ventilazione, la respirazione bocca a bocca, e vari accorgimenti. È un esempio abbastanza chiaro di come uno strumento del genere, che ci stimola proprio per la parte, insomma, divertente, a essere usato più spesso magari rispetto a fare un corso tradizionale o a leggere le slide con l'aggiornamento della procedura, come un sistema del genere è utile per il retraining delle persone. Quindi anche persone, come abbiamo fatto poi durante un'estate, il nostro collega qui Alessandro ha fatto provare il sistema a 80 persone circa, tra medici e infermieri, che hanno proprio fatto l'aggiornamento con il nostro sistema nei nostri laboratori nel Lab Village dell'università. Ecco, un sistema così può essere utile per stimolare a rinfrescare le proprie conoscenze, anche appunto in un ambito professionale. Apriamo la finestra su Liverpool. Eccomi, eccoci. Allora, sì, sicuramente appunto le opportunità citate finora sono importanti, cioè legate, insomma, all'apprendimento, all'educazione, alla salute, alla prevenzione. Un aspetto su cui mi piace soffermarmi è quello, diciamo, più legato al discorso critico-artistico. Negli ultimi anni abbiamo visto una proliferazione di videogiochi sviluppati con intenti, diciamo, artistici o sperimentali. Ovviamente sono sempre esistiti, ma negli ultimi, direi, 10-15 anni, 20 anni c'è stato un aumento esponenziale, dovuto anche in buona parte al fatto che molti software di sviluppo, tra cui Unity o l'Unreal Engine, sono diventati accessibili, gratuiti anche per produzioni indipendenti. Sono nati anche altri linguaggi di sviluppo, altri software di sviluppo come Twine, ad esempio, che è usato molto da molti produttori indipendenti. Twine è un software che, diciamo, è molto facile, di facile accesso, che permette di costruire un'esperienza interattiva basandosi sulla scrittura di testi, quindi il videogioco si organizza soprattutto come una forma di narrativa interattiva. E Twine è stato usato da molte comunità che magari prima appunto sviluppavano giochi, ma adesso hanno visto un aumento esponenziale di casi, no? di giochi che sono stati distribuiti su internet. Penso ad esempio a comunità come quella legata alle queer culture, di cui sta studiando molto una mia collega, Bo Ruberg, dell'University of California di Irvine. Le queer cultures, che hanno una produzione sempre maggiore di questi giochi, che spesso vengono usati per raccontare storie autobiografiche. Penso ad esempio al lavoro di Anna Anthropy, che è stata forse una delle più famose ultimamente, ma ce ne sono molti altri. Storie magari autobiografiche create da persone che non hanno necessariamente conoscenza di programmazione o di linguaggi particolarmente difficili, ma che possono usare questi software come Twine per produrre giochi particolarmente innovativi. Altre opportunità di cui stiamo vedendo un po' la realizzazione sono legate anche all'apertura, ad esempio, della produzione e distribuzione da parte di persone che magari fino a un po' di tempo fa sarebbero state molto lontane, sarebbero rimaste molto lontane dal mezzo del videogioco, come appunto artisti digitali, scrittori. Un esempio che mi piace ricordare è quello del gioco Disco Elysium, che è uscito pochi anni fa su tutte le principali console e PC,
Disco Elysium è un gioco particolarmente innovativo, è un gioco di ruolo ma che ha una narrativa ambientata in una sorta di provincia di questo capitalismo che risucchia e distrugge tutte le risorse possibili. È una storia che ha al centro delle lotte sindacali di questo luogo fittizio, ma diciamo molto verosimile. E Disco Elysium è stato creato da Robert Kurwitz, che è uno scrittore, un novellista estone che appunto si è approcciato al videogioco come forma di espressione dopo insomma una carriera basata nella scrittura. Ora sono consapevole al momento, se cercate su internet ci sono molte polemiche riguardo l'autorialità di questo gioco, ma non sono entrato nello specifico. Comunque insomma, se lo vorrete giocare noterete anche voi che si tratta di un'opera sicuramente molto diversa rispetto ad esempio a quelle che venivano citate prima, no? Con questi stereotipi di genere. In realtà Disco Elysium, come tanti giochi più artistici, sperimentali che stiamo vedendo ora, portano veramente, a mio avviso, avanti aprono molto insomma le potenzialità del mezzo videoludico come mezzo di espressione. Sono un po' una via di mezzo, una via di mezzo tra l'intrattenimento e il linguaggio artistico. Quindi insomma queste sono secondo me alcune delle opportunità che stiamo già vedendo, ma che secondo me nei prossimi anni vedremo sempre di più, anche grazie ovviamente a una maturità sempre maggiore dei consumatori. Super. A queste riflessioni aggiungerei molto rapidamente una riflessione più sullo spazio del videogioco. Parlavo prima dell'esistenza di videogiochi che possono durare anche centinaia di ore, sono spesso quelli riconducibili a un solo genere, che è il genere del cosiddetto open world, ovvero mondo aperto. Si tratta un'idea di genere, un'idea di videogioco che deriva dal concetto di sandbox, di sabbiera, una cosa che in Italia non abbiamo mai avuto, ma che negli Stati Uniti la spesso vediamo nei film. Sono quelle sabbiere rettangolari in cui giocano i bambini, fanno i castelli, giocano con la sabbia fondamentalmente, però in uno spazio delimitato. Ecco, il concetto di open world nel videogioco è questo, ovvero avere la possibilità di esplorare un mondo esponenzialmente e potenzialmente aperto, però in realtà delimitato da muri invisibili, barriere, strutture che non ci permettono di eccedere i limiti del software. Il gioco open world quindi permette fondamentalmente l'esplorazione di un ambiente attraverso il movimento nello spazio. Negli ultimi anni c'è stato un forte interesse nell'esplorazione di ambienti sì distopici, come può essere il caso di Disco Elysium, ma anche magari più legati alla storia di un paese, di una cultura, di un'area geografica. E tra questi c'è in particolare una saga videoludica che è quella di Assassin's Creed, che con un escamotage narrativo molto semplice, in realtà la lotta fra il bene e il male perpetuata attraverso i secoli da due schieramenti, gli assassini e i templari, ha concesso ai videogiocatori di poter esplorare nel corso degli anni, ormai sono circa 20 anni che va avanti questa saga, ha permesso di esplorare varie realtà, anzi vari ambienti digitali che riproponevano riproduzioni virtuali di luoghi reali, dalle italiane Firenze, Roma, Venezia a Parigi, Londra, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere un video molto rapidamente che mostra come questa esplorazione di per sé legata alla storia del determinato videogioco sia stata in realtà poi abbattuta. You're just in Egypt, enjoying it and looking at the world like never before. It started off in 2014. A lot of professors were contacting us saying, hey, you know what? It would be amazing if you could do a dedicated mode for us so that we could use that into classrooms. It's been on our mind ever since. We were thinking like, all right, how can we make the game different? Something that would be interesting for students, but also that would be interesting for our players. The idea is to be able to share the entire world without heavy narrative or fight control that would be a barrier. And we just let you enjoy the entire world, but keeping the interactivity of the game, which is, I think, very important for such a tool. So in addition to explore the entire world, we decided to add more than 75 tours that are thematically framed. Most of the tours will be... Grazie.
Fondamentalmente cosa è successo? A un certo punto di questa saga videoludica particolarmente interessante è stato l'approfondimento dell'antico Egitto, che è avvenuto sia con lo stesso escamotaggio narrativo di cui vi ho detto prima, quindi lotta fra bene e male fra due schieramenti, che con l'inserimento in un margine del software del videogioco Assassin's Creed Origins del cosiddetto Discovery Tour, ovvero di un mondo parallelo a quello del gioco effettivo in cui non ci sono scontri, non ci sono le dinamiche di gameplay e le meccaniche di gioco tipiche della saga, ma in cui è possibile semplicemente esplorare gli ambienti di gioco con tanto di didascalie, come se fosse una galleria d'arte, come se fosse un museo a cielo aperto, rinchiuso però ovviamente in un software, quindi all'interno di uno schermo. Come dicevano alcuni degli sviluppatori, l'idea è nata appunto per poter portare sia ai giocatori ma anche agli studenti nelle scuole primarie, secondarie, la possibilità di vedere quei mondi che sia non esistono più, sia per molti sono irraggiungibili perché lontani. Effettivamente questo era un potenziale che era stato individuato nel lontano 2016-2017, ma nel 2020, torniamo di nuovo al Covid, durante soprattutto la prima fase pandemica dove è emersa la famosissima DAD, cioè la didattica a distanza, molte scuole italiane hanno approfittato della presenza di videogiochi di questo tipo, di meccaniche di questo tipo, per effettivamente avviare delle gite di istruzione all'interno di spazi virtuali. Quindi Assassin's Creed Origins nel particolare caso è stato usato molto in quel periodo e questo ha permesso poi insomma di aggiungere questa feature, questa dinamica del Discovery Tour a tutti i capitoli successivi della saga. Inoltre, ci tengo ad aprire una parentesi interessante, nel 2019 c'è stato il tragico incidente che ha visto parte della cattedrale di Notre Dame bruciare a Parigi, e per la ricostruzione il comune di Parigi ha proprio chiamato gli sviluppatori del team di Ubisoft di questa saga videoludica perché l'anno precedente avevano sviluppato Assassin's Creed Unity incentrato proprio nella città di Parigi. Quindi hanno chiamato alcuni degli sviluppatori che si sono occupati di costruire digitalmente una riproduzione di Notre Dame per assistere effettivamente architetti e ingegneri nelle fasi di ricostruzione dopo l'incendio. Quindi sicuramente la potenzialità data dallo spazio videoludico, inteso proprio in termini prettamente didattici o di istruzione se vogliamo, secondo me è uno dei grandi plus in questo momento del videogioco, sotto tanti punti di vista. Ecco. Ok, io come esempio di videogiochi esistenti, quindi in uso, da aggiungere a quanto avete detto, tornerei sul tema che mi è caro della sicurezza, no? Quindi usare i videogiochi per creare un mondo più sicuro. Prima vi avevo fatto vedere l'esempio in apertura di quello che abbiamo fatto per quanto riguarda i passeggeri degli aerei, ma la sicurezza vuol dire tantissime altre cose e notoriamente è un tema difficile da insegnare. Non so se siete mai stati a un corso su qualche tematica di sicurezza, da quella alimentare a quella antincendio o qualsiasi tipo di safety. C'è molto PowerPoint e molta gente che si addormenta sui PowerPoint. Ed è molto scollegato poi dalla realtà, no? Dal dover affrontare delle situazioni di emergenza magari anche stressanti. D'altra parte i poveri docenti si trovano anche di fronte a un problema molto concreto, cioè per insegnarti la sicurezza in modo realistico dovrei crearti una situazione dove effettivamente ti trovi in pericolo. E ovviamente non si può fare una cosa del genere. Quindi il videogioco arriva a risolvere questi problemi, perché da un lato se è fatto bene diventa interessante, avvincente come nell'esempio di apertura, e dall'altro permette di simulare situazioni anche pericolosissime senza che nessuno si faccia male. Ecco, per farvi vedere un esempio diverso da quello degli aeroplani, in apertura, vi racconto brevemente un progettino che abbiamo fatto anni fa insieme alla consulta delle associazioni che riguardano la disabilità
in Friuli Venezia Giulia, un piccolo game. Infatti purtroppo arrivo nel momento peggiore, perché ha appena mostrato un videogioco con decine di milioni di euro di budget, e adesso io mostro il nostro piccolo videogioco fatto con le associazioni, con numerose associazioni che riguardano la disabilità. Comunque possiamo far partire il video. E in questo videogioco ci si trova prima in questa palestra assieme a un vigile del fuoco virtuale, e il vigile del fuoco virtuale ci racconta cosa dobbiamo fare per aiutare una persona con qualche tipo di disabilità motoria, visiva, uditiva, in un'evacuazione da un edificio in caso di emergenza. Appunto, qui siamo tranquilli con il vigile del fuoco che ci insegna, e poi dopo abbiamo le missioni da fare, tipo c'è il terremoto, no? C'è il terremoto e dobbiamo aiutare una persona a uscire dal palazzo, quindi l'evacuazione dal palazzo, rispettando le linee guida che hanno definito i vigili del fuoco a livello nazionale. E poi impariamo quindi che cosa fare, che cosa non fare nei diversi casi. Anche questo videogioco, esattamente come Prepare for Impact, è disponibile, quindi è gratuito, uno lo può scaricare su Android o su Apple, e si chiama Help the Serious Game. Non ha 18 milioni di giocatori come l'altro, no, che vi ho mostrato, perché diciamo, ci sono delle emozioni meno forti rispetto agli incidenti aerei, però insomma ho guardato stamattina, siamo arrivati a 35.000 giocatori, insomma continuano anche a crescere, quindi siamo abbastanza soddisfatti anche di questo. Abbiamo parlato del presente, però adesso diamo un'occhiata anche al futuro, magari al futuro prossimo. Questa dimensione positiva del videogioco, come la vedete espandersi a nuovi domini? Riparto come sempre io, grazie. Qui la keyword che insomma va per la maggiore e che viene ripresa molto spesso dai media ultimamente è metaverso. Metaverso di per sé non è un videogioco e non è nemmeno con una finalità, diciamo, positiva, educativa. È uno strumento, diciamo, neutro, un mondo virtuale dove le persone si possono incontrare. Però da questa tecnologia, insomma, che comincia a prendere un po' piede, si possono facilmente introdurre sia gli elementi ludici sia gli elementi educativi. Un termine che è stato utilizzato di recente in un numero speciale di una rivista pubblicata da IEEE è il termine edu-metaverso, quindi metaverso educativo. Quindi uno spazio, quindi condiviso appunto come nel concetto di metaverso, un ambiente sintetico dove le persone entrano con degli avatar, però per fare qualcosa che ha una finalità educativa. E come abbiamo già visto, insomma, in qualche modo anche prima, anche in questo caso l'elemento videoludico può dare quella spinta soprattutto motivazionale in più. Citava prima il collega, no? Perché usiamo un gioco come Assassin's Creed per spiegare l'antico Egitto o l'antica Grecia, no? Perché chiaramente il videogioco ha un potenziale attrattivo nei confronti degli utenti probabilmente più alto di vedere una serie di ricostruzioni dell'antica Grecia e dell'antico Egitto stampate su un libro. E quindi di nuovo le aziende che si occupano di metaverso stanno progressivamente andando a stimolare l'integrazione di elementi di gioco. Per ora alcuni dei principali produttori hanno introdotto il meccanismo delle quest, anche la quest, diciamo un termine videoludico, vuol dire una specie di missione, no? Di solito nei videogiochi la quest è una missione in qualche modo secondaria all'interno di un gioco principale. Nel contesto del metaverso ci sono alcuni metaversi che vengono potenziati in qualche modo con queste quest, con queste attività da fare per sbloccare delle cose.
In molti metaversi finora, magari anche per scopo commerciale, alla fine della quest si sblocca una personalizzazione per l'avatar o cose di questo tipo, ma possiamo nel futuro prossimo andare a combinare le due cose, quindi avere delle missioni nei metaversi per finalità educative. E qui sarà interessante sia dal punto di vista della ricerca ma anche dal punto di vista delle sue ripercussioni a livello insomma, più divulgativo e anche più di promozione del territorio, andare a capire se introdurre questa modalità in qualche modo multigiocatore, no? Del gioco educativo nel metaverso può portare dei vantaggi in più rispetto a altre simulazioni che abbiamo visto in cui il giocatore gioca da solo in qualche modo. Se ci colleghiamo in remoto. Sì, dunque tra le opportunità, anche se questa che andrò a dire in realtà è un'opportunità neanche tanto futura perché già si sta realizzando, secondo me c'è quella diciamo, la diffusione dei game engine, dei motori di sviluppo di ambienti virtuali usati da sempre appunto dall'industria del videogioco, in ambiti che vanno al di fuori insomma, dell'intrattenimento. Penso ad esempio a software come Unreal e Unity, che appunto citavo anche prima, perché sono stati fondamentali anche per la nascita dei videogiochi indipendenti, la possibilità di accedere a questi mezzi di produzione con diciamo, relativamente poche risorse. Unity e Unreal Engine ormai vengono utilizzati non solo per fare videogiochi, ma ad esempio per costruire ambienti di architettura o nella post-produzione nel cinema. Se avete visto, per fare un esempio, la serie The Mandalorian di Lucasfilm, uscita su Disney Plus, The Mandalorian ha una buona parte degli ambienti tridimensionali in cui si ambienta insomma, la serie, sono stati girati non con il convenzionale green screen, ma con degli schermi diciamo, che avvolgono gli attori e mostrano degli scenari diciamo, tridimensionali costruiti con Unreal Engine, che è questo appunto software, e sono scenari talmente realistici da essere pressoché, insomma, essere estremamente verosimili. E un software appunto come Unreal Engine offre l'opportunità di vedere in real time questi ambienti, quindi anche per gli attori diventa molto più facile, per i registi diventa più facile già vedere ecco, come sarà quella scena, e c'è una sinergia sempre più grande quindi tra la produzione per il cinema, anche per l'architettura, dove molti rendering vengono fatti utilizzando questi software, e la produzione di videogiochi. E poi questo si sta ampliando anche molto nell'ambito puramente artistico. Ci sono sempre più artisti digitali che usano Unreal e Unity, gli stessi software che possono essere usati per creare alcuni dei videogiochi che abbiamo visto, per progetti puramente artistici. Se volete, non troppo dalla mia prospettiva qui l'Inghilterra, non troppo lontano da voi, ovvero a Modena, c'è una mostra che vi consiglio di andare a vedere alla Fondazione Modena Arti Visive, curata da Valentino Catricalà, sulle Game Engine Cultures, ed è appunto una mostra che esplora come appunto Unity e Unreal Engine siano ormai diventati dei software che hanno un utilizzo sempre più ampio nell'ambito dell'arte digitale, e come appunto ormai questi nel futuro probabilmente sarà pressoché impossibile diciamo, slegare quelle che sono le produzioni videoludiche da quelle che sono legate più che altro al cinema o all'arte, proprio a livello dei mezzi di produzione saranno esattamente gli stessi. Anche questo ovviamente viene anche con dei rischi che molti autori e analisti stanno iniziando a esplorare da un punto di vista diciamo estetico. Stiamo già in realtà vedendo una omogenizzazione diciamo di alcuni ambienti tridimensionali.
diciamo, questi software danno anche accesso a molte libraries di oggetti, di ambienti, di animazioni, eccetera, e ovviamente accelera molto la produzione fare riferimento a quello che già è disponibile. Questo però crea una omogeneizzazione estetica e di generi che almeno nell'industria del videogioco stiamo già vedendo. Quindi, in più, ovviamente, oltre a questo c'è anche una forma di controllo di quella che, diciamo, in inglese si chiama la platformization, cioè Unity e Unreal Engine iniziano a diventare anche dei veri e propri essere in una posizione di controllo economico su tutto quello che viene sviluppato nell'ambito degli ambienti 3D. Questo, diciamo, gli permette anche molto di indirizzare tutto l'ambito della produzione 3D, che è estremamente vasto. Quindi, diciamo, le opportunità sono molto grandi, secondo me, proprio volendo proprio speculare così sul futuro, vedremo una convergenza sempre maggiore, ad esempio, tra cinema e videogioco, e vedremo che anche nuove architetture ricorderanno sempre di più quello che magari che abbiamo visto nei videogiochi, perché saranno stati fatti proprio con gli stessi software, con gli stessi strumenti. Riprendo un po' in realtà le idee che ha esposto Paolo, perché anch'io guardo, soprattutto per interessi di ricerca e di insegnamento personali, guardo al videogioco un po' come un contenitore in cui inserire contenuti ed estrarre contenuti. Nel primo caso faccio riferimento a quelle che sono le pratiche un po' più sovversive e di alterazione del videogioco attraverso il cosiddetto modding, quindi la modifica parziale o totale di un videogioco, inteso proprio come la modifica di un software, per cui a livello informatico si accede al programma originale del gioco e si inseriscono personaggi che non ci sono, si inseriscono oggetti di gioco che non ci sono, livelli che non ci sono, eccetera, eccetera. Questo ha un potenziale di creazione di professionisti che deriva totalmente dal basso, dal vernacolare. Infatti sono molteplici i casi di modder, quindi di utenti che si sono alzati una mattina dicendosi voglio modificare alcuni aspetti di questo videogioco, che poi sono stati assunti dalle stesse software house, dalle stesse compagnie che hanno visto in loro effettivamente un potenziale creativo un po' al di fuori della norma, o comunque di loro interesse. Sono anche tanti casi di videogiochi nati proprio da modifiche totali o parziali eseguite da utenti comuni. Dall'altro lato della medaglia invece quello dell'estrazione di contenuti, mi riferisco anche qui più a pratiche anche artistiche come quella del machinima, ovvero della creazione di cortometraggi audiovisivi utilizzando parti di un videogioco, per cui dato un videogioco come quelli che abbiamo visto, non tanto lato serious game, magari quelli più narrativi, per gli utenti è possibile registrare porzioni di quel videogioco per poi raccontare un'altra storia. Anche lì aggiungendo in fase di montaggio dei dialoghi, delle altre immagini, accorpando altri contenuti legati ad altri videogiochi, però per creare qualcosa di nuovo, un po' come facevano i dadaisti, un po' come è fondamentalmente consigliato dalla formula del documentario, dell'object-re. Questo permette però a questi individui di diventare dei creativi, dei creatori di contenuti a tutto tondo e di spesso evolvere come professionisti in quelle figure che abbiamo visto all'inizio come gli youtuber o gli streamer, che per quanto possano essere un po' condannati dalla società in quanto persone che non lavorano perché in realtà non fanno niente di reale, perdonatemi il termine ma non sono parole mie, in realtà sono persone che hanno un potenziale creativo in grado comunque di potergli permettere di vedere nel videogioco uno strumento, un oggetto, un medium e una pratica per creare qualcos'altro e poi riuscire a capitalizzare su quel qualcos'altro attraverso YouTube, attraverso piattaforme digitali, qui tornando infatti ai concetti espressi da Paolo legati a una platformization della società contemporanea. Ecco. Prego Luca. Okay, io come mia visione per il prossimo futuro dell'uso positivo dei videogiochi ho quella dei videogiochi usati per risolvere dei problemi personali. E la pulce nell'orecchio me l'hanno messa proprio alcuni giocatori di Prepare for Impact, quello degli aeroplani, no? Avendo 18 milioni di giocatori ricevo più o meno 2 mail al giorno di persone da varie parti del mondo che
tipicamente dicono vogliamo un nuovo livello, vogliamo dei nuovi poteri, no? Vogliono cose nuove nel gioco. Però è capitato più di una volta, 5-6 volte, di ricevere delle mail di gente che ringrazia perché abbiamo fatto questo Prepare for Impact, perché l'hanno usato per cercare di sconfiggere la propria paura di volare. Noi non l'avevamo progettato per quello, questa è una cosa fantastica anche, no? Cioè gli utenti che reinventano l'uso di uno strumento digitale per degli scopi che i progettisti non avevano assolutamente in mente. Quindi ci sono alcune persone che giocano a questo nostro Prepare for Impact per farsi diminuire la paura di volare, per vedere, ma guarda, anche in questa situazione terrificante riuscirei a sopravvivere lo stesso, è sotto il mio controllo. Il senso di controllo, la psicologia ci insegna, è fondamentale per il funzionamento dell'essere umano, quindi avere delle esperienze attraverso un videogioco che ci aumentano il senso di controllo su delle situazioni che temiamo, per noi difficili, sarebbe una grande cosa. E è interessante che nel mondo della psicologia esiste un settore che si chiama cyber psychology, che da 20 anni cerca di fare queste cose ma in modo serioso, no? Tipo avete una fobia, ok, vieni in una struttura sanitaria, vieni nello studio di un terapeuta, ti metto il casco in testa e ti mostro quella cosa di cui hai paura, no? Quindi ad esempio il sistema sanitario inglese ha approvato proprio una di queste terapie per la paura delle altezze. Si parla di paura patologica, quindi persone che non riescono più ad andare a lavorare perché lavorano in un palazzo che ha 7 piani e non riescono più a salire. E in quel caso uno va in una struttura sanitaria, gli mettono il casco, lo mettono a diverse altezze, lo riabituano alle altezze in un modo super serioso, super ospedaliero, appunto, no? Allora l'idea è, ma perché non puoi fare la stessa cosa a casa tua in un modo più giocoso, no? E questa è una direzione verso la quale mi sono orientato poi adesso anche a livello di ricerca. Quindi ad esempio abbiamo terminato da poco la sperimentazione di un sistema che abbiamo costruito che permette di controllare il videogioco attraverso i propri segnali fisiologici. Quindi riempiamo la persona, il giocatore, di sensori che misurano la frequenza cardiaca, che misurano l'elettromiografia facciale, no? I muscoli facciali, la conduttanza cutanea, quanto è attivo il sistema nervoso, e questi parametri fanno evolvere il gioco. Allora se voi state calmi e rilassati, il gioco va avanti bene, vincete, no, nel gioco. Quindi per vincere nel gioco dovete imparare, è praticamente una versione futuribile del biofeedback, di quello che una volta veniva chiamato biofeedback. E nella sperimentazione che abbiamo fatto abbiamo visto che effettivamente le persone che usano questo sistema vedono diminuire il proprio livello d'ansia, e questo ci sta spingendo a fare cose più sofisticate. In questi giorni abbiamo terminato di costruire un videogioco pensato per la fibromialgia, quindi è un'esperienza anche suggestiva, dove si entra in un bosco, bisogna recuperare delle gemme per salvare un antico regno, no? Che questa è un'ambientazione così molto sognante. Però per farlo bisogna appunto svolgere degli esercizi fisici pensati per il contesto della fibromialgia, bisogna svolgere degli esercizi di rilassamento, e adesso lo andremo anche a testare con persone rispetto alle quali si spera appunto che possa avere un effetto benefico. Ok, allora abbiamo fatto un'ora e qualcosa, però direi che adesso arriva la parte potenzialmente più interessante, cioè quella di sentire cosa pensano queste persone dei videogiochi, che curiosità ci sono, che magari testimonianze ci sono di esperienze anche di videogiocatori, se qualcuno vuole. Prego. Mi dicono che arriva un microfono.
ecco. Allora, io sono un artista e mi sono messa qui a dire la mia esperienza, e cioè ho usato i videogiochi, il Pac-Man e io adesso i nomi non li so, il punto è che mi interessava questo combattere anche dentro i giochi, e quindi le persone concentrate in queste azioni, se c'è la consapevolezza oppure no di quello che uno sta facendo. Per esempio, il fatto di mangiucchiare un altro elemento, oppure rincorrere uno, oppure essere quello che scappa, no? E quindi io ho elaborato questo per la curiosità della consapevolezza quando noi siamo all'interno, o comunque quando stiamo proprio facendo il gioco, giocando proprio. Ecco, quindi sì, magari se mi date qualche da chiarire, ecco, qualche idea da chiarire quello che magari ho in testa. Okay. Non so se, spero di essere stata chiara. Ma io darei la priorità al versante più artistico, no? Forse partiamo da Paolo. Sì, diciamo che ci sono tante cose, insomma, non so bene come rispondere, ecco, però diciamo che ci sono molti artisti che hanno guardato al videogioco negli ultimi decenni, e lo hanno fatto in realtà con approcci anche molto diversi tra loro. Penso a artisti come Miltos Manetas, che ha rivisitato gli immaginari, gli oggetti che compongono la materialità che compone il videogioco, reinterpretandoli attraverso dei dipinti, oppure Cory Arcangel, che ha lavorato ad esempio su giochi classici come Super Mario Bros. In una sua opera famosa, Just the Clouds, ha eliminato, diciamo, il personaggio di Super Mario dall'animazione, lasciando unicamente le nuvole di sfondo, un'opera di video art, insomma, negli ultimi decenni. Mi vengono in mente anche altri artisti che hanno cercato di documentare i bug, gli errori, i glitch, cioè tutti quegli aspetti che sono legati agli errori dei videogiochi, le parti che non funzionano come dovrebbero. Diciamo che, insomma, i videogiochi sono un po' una sorta di paesaggio, ecco, del consumatore di massa degli ultimi 30-40 anni, e quindi si sono adattati a rielaborazioni artistiche di tutti i tipi. Penso anche allo stesso Cory Arcangel, che in una installazione, adesso mi sfugge il nome dell'opera, ma era una grandissima installazione dove ha messo in fila una serie di videogiochi di bowling, dove ha, diciamo, modificato la console o che veniva usato per far partire quel gioco, e modificato in modo tale che viene effettuato un lancio di una palla in automatico che finisce sempre nella buca, che non va, diciamo, non colpisce nessun birillo. E questa sua, diciamo, visione di questa infinità di videogiochi di bowling che giocano da soli e falliscono, in qualche modo per lui era un modo di così riflettere un po' sull'estetica di questi videogiochi di sport, in qualche modo, anche sul concetto stesso di successo e fallimento nel videogioco. Insomma, in realtà i punti potenzialmente di ispirazione, di riflessione sono tantissimi. Appunto, ho citato prima la mostra che c'è adesso a Modena, che sicuramente potrebbe dare qualche spunto, qualche idea, ma insomma ci sono stati tanti altri artisti che hanno
in vari modi rielaborato l'immagine, gli immaginari dei videogiochi per opere artistiche. Volevi aggiungere? Un altro nome, un altro artista che magari potrebbe interessare, che è Chris Carrick, che legato proprio alla violenza nei videogiochi ha creato un'opera di videoarte basata proprio sulle tracce che vengono lasciate di sangue nei videogiochi, quindi cercando di sollecitare la consapevolezza dei giocatori che quando sparano, uccidono, accoltellano, il cadavere virtuale sparisce perché per forza di cosa di software si deve andare avanti. Lui invece ha forzato il sistema videoludico perché quei cadaveri rimanessero, li ha impilati tutti, creando questa enorme pila di cadaveri che facesse apparire al momento allo spettatore, comunque al videogiocatore, cosa vuol dire effettivamente uccidere in un videogioco. Non so, magari può essere un altro input, un altro spunto di riflessione. Se c'è qualcun altro. Sì, indubbiamente i videogiochi sono una forma d'arte, un media che aggiunge a quelli tradizionali che magari si era abituati a considerare arte, il teatro, il cinema, no? E il videogioco veniva visto come sì, quella roba là, no? E invece possiamo dire che è stato definitivamente sdoganato come forma d'arte. Ci sono, sì? Grazie. Allora, mi pare che ci si sia concentrati molto su come attraverso i videogiochi è possibile educare e su come attraverso i videogiochi è possibile risolvere dei problemi. Quindi mostrare il videogioco, diciamo, funzionalizzato secondo questi aspetti. Però, secondo me, potrebbe essere interessante ribaltare la questione e concepire come un problema l'educazione ai videogiochi. In particolare l'educazione alla fruizione del videogioco da un lato e alla produzione del videogioco dall'altro. Perché spesso, come giustamente il professor Kittaro ha detto all'inizio, noi parliamo di tecnologie emergenti, come se fosse qualcosa che sta succedendo adesso, di cose che devono succedere, insomma. Il punto è che non ci rendiamo conto di tutte le tecnologie che sono già emerse, no? Cioè, cose veramente rivoluzionarie che forse facciamo difficoltà a metabolizzare o a concepire o a sfruttare nel migliore dei modi. I videogiochi sono stati concepiti già negli anni 60, negli anni 70 già abbiamo i primi videogiochi. Se sono esplosi negli anni 80 i videogiochi, non adesso. Non è adesso, come dice, è l'epoca del videogioco, cioè, sono passati 40 anni, insomma, quindi è un fenomeno ben noto. Eppure, nonostante siano passati 40 anni, come accade per esempio anche per il problema ambientale, sembra che l'Europa in parte e l'Italia in particolare, parlo da italiano, non riescano in alcun modo a rientrare in carreggiata. Sembrano afflitti da un ritardo funesto. E in particolare appunto per l'educazione, in questo caso al videogioco, perché da un lato ci deve essere un'educazione a che cos'è un videogioco, per esempio una storia del videogioco, una storia del medium, oppure quali sono i diversi generi di videogioco, che cos'è il game design, per esempio, che cos'è la dissonanza ludonarrativa, ok? Tutti aspetti che devono essere integrati all'interno dell'educazione in modo tale che così una persona può sapere come relazionarsi con questo tipo di dimensione, da un lato, e questo in parte sta avvenendo, una persona autonomamente, se interessata, può andare su YouTube a vedersi dei video, può leggersi anche articoli accademici eventualmente sulla fruizione del videogioco, e questo quindi è l'aspetto meno grave, ma l'aspetto più grave è quello della produzione del videogioco, perché sembrerebbe che nel mondo ci siano più di 3 miliardi di videogiocatori, cioè 3 miliardi di videogiocatori. Sembrerebbe che il mercato videoludico sia un mercato più grosso di quello del cinema e della musica sommati. Com'è possibile che in Europa ci siano così poche case di sviluppo di punta, come può essere per esempio la Ubisoft, che comunque parrebbe essere
in preda insomma ad un lento e inesorabile declino, oppure la CD Projekt, per esempio polacca, ma poche case di produzione, e soprattutto com'è possibile che in Italia non ce ne sia nessuna, a parte dei lone developer, insomma, a parte i piccoli sviluppatori indipendenti, a parte la sede della Ubisoft a Milano che comunque è francese. È paradossale, è assurdo, è grave che non ci sia un'educazione allo sviluppo del videogioco, viste le immense opportunità di mercato che invece potrebbe offrire. E quindi vi chiedo, reinterpretando, diciamo, vedendo la questione dal lato opposto, cioè concepire come un problema l'educazione al videogioco, quello che mi chiedo è chi si sta attivando per questo? A livello anche pubblico, per esempio. Ok, ha toccato decine di punti, quante ore abbiamo? Quello che mi sento di affrontare io, poi magari facciamo un giro, è, perché lei ha detto educazione al videogioco sotto ogni punto di vista. Allora, riguardo all'educazione alla fruizione del videogioco, prima avevo accennato alle ricerche, no, che associano certi tipi di videogioco a certe convinzioni, certi pregiudizi, certi stereotipi. Ecco, una cosa che posso aggiungere è che alcuni di questi studi hanno proprio mostrato come un essere educati ad un senso critico nei confronti dell'analisi proprio del videogioco ha un effetto di mediazione su questa associazione, cioè le persone che hanno un'educazione specifica verso la fruizione del media vedono attenuarsi queste correlazioni, quindi questo è un elemento che rafforza una delle tante cose che ha detto. Forse tu qualcosa più sulla produzione. Io avevo in mente lo stesso studio che avevi in mente tu, ma ho anche un altro paio di cose. Allora, non è vero che non ci sono aziende che si occupano di videogiochi. Cerco ogni anno, quando preparo il corso, di aggiornare un po' le statistiche, e di aziende ce ne sono, anche diciamo in Italia, eccetera. O non so, in Slovenia c'è un ente che conteggia le aziende slovene che si occupano di videogiochi, ci sono delle iniziative. È certamente vero quello che diceva lei, che non ci sono i grandi nomi, i grandi colossi. Non saprei perché, forse è una questione di magari tradizioni o di incentivi, magari altre culture hanno avuto questa cosa un po' prima di noi. Ci sono però delle iniziative e anche a livello diciamo nazionale per incentivare la creazione di start-up che si occupano anche di videogiochi. C'è un progetto europeo che proprio fa call per aziende ed enti diciamo, che tra i vari media considerano anche i videogiochi, quindi del movimento in qualche modo c'è. Dal lato diciamo educare lo sviluppatore, cioè più che educare in questo caso è per favorire lo sviluppo, che è una delle cose che menzionavo. Dopodiché questo non vuol dire contemporaneamente educare a fare, però insomma in tal senso ci stiamo muovendo. L'Università di Udine ha appunto il corso di videogame programming per formare i programmatori e tocchiamo anche degli aspetti relativi al design e altri aspetti che menzionava lei. In particolare ci tengo a dire che almeno per una brevissima parte di lezione, a proposito di educare, ci tengo sempre a fare anche una mini digressione sugli aspetti etici, quindi in qualche modo per la fine del corso cerco di dire agli studenti e alle studentesse: vi ho spiegato gli strumenti, ma in qualche modo, no, come la macchina ha bisogno di una patente, allo stesso modo qualche nota sugli aspetti etici insomma va in qualche modo introdotta. Quindi questo penso rientri nella sfera dell'educare. A più ampio raggio ci sono altre iniziative in Europa di insegnamento di argomenti relativi ai videogiochi, certamente. Noi appunto abbiamo, oltre al corso di videogame programming nostro, abbiamo tutto un pacchetto della laurea magistrale in informatica che è sistemi interattivi, che ha anche poi corsi di realtà virtuale, eccetera, eccetera, quindi
per formare i professionisti dal punto di vista insomma, accademico e anche pratico, questa cosa ce l'ha anche Udine, insomma. Sulla parte appunto, se vogliamo, di formazione culturale, certamente servono anche altri attori, quindi da un lato la spinta sicuramente dal punto di vista del finanziamento, dall'altro la riflessione etica, ecco, sì. Posso aggiungere una cosa? Sì. Cioè, sono estremamente d'accordo con Luca e con Fabio, è una questione, se parliamo soprattutto dell'Italia, prettamente culturale. Ti porto casi di esperienza personale. Io vengo dall'Università Yum di Milano, avevamo un master in game design che è chiuso perché non c'è interesse nel fare studi sul videogioco che non siano programmazione. Quindi studi più legati magari al rapporto col cinema, al rapporto con l'industria creativa, al rapporto anche con il marketing, la promozione di un videogioco. In Italia, quantomeno nell'esperienza che ho, c'è molto poco interesse. Ti porto anche un altro esempio più lontano, gli sports. Ci sono 3 miliardi di giocatori al mondo, in Italia di sports siamo in 4. Perché? Perché in Italia c'è un retaggio culturale per cui laddove gli sports si concentrano spesso e volentieri su giochi violenti, ti parlo dell'esperienza delle università di Milano che hanno le squadre di sports vincolate a giocare a FIFA, perché FIFA è l'unico gioco non violento concesso da PG Sports, che è l'azienda italiana che si occupa di promuovere gli sports in Italia. E quindi anche lì ti perdi tutto quello che può essere Call of Duty, Valorant, Fortnite e Overwatch. E ti perdi una fetta di mercato. Però perché c'è un retaggio culturale? Quindi ci sono una serie di paletti oltre cui al momento in Italia almeno non siamo capaci di andare. Ti porto esempi di aziende americane che conosco personalmente che durante il Covid hanno iniziato a fare i meeting dentro GTA Online, dentro Red Dead Redemption Online. C'è un'università in Texas che ha iniziato dei corsi di storia del Far West attraverso i videogiochi, proprio intero corso di laurea strutturato all'interno del videogioco, con poi sicuramente dei libri di testo, però vincolando, anzi veicolando quel tipo di studio mediante il videogioco. Secondo me è un fattore culturale, magari nel tempo riusciremo a divincolarci, ci sarà più interesse dal lato studenti, lato comunque dal basso, perché le menti in Italia non mancano che possano aiutare a un'educazione, agevolare un'educazione sul videogioco. Manca secondo me ancora l'interesse. Ok, non riesco a guardare negli occhi Paolo, quindi non so se vuole aggiungere qualcosa. Volentieri, perché è una bella domanda che richiederebbe insomma una risposta molto articolata, però ecco, mi limito a qualche punto. Ogni tanto si dice che insomma i media hanno bisogno di 2 decadi per maturare e raggiungere un certo tipo di maturazione espressiva, ma insomma la mia opinione è sempre quella che i media non sono come delle forme di parmigiano o di vino che li lasci in cantina e maturano, bisogna in qualche modo fare qualcosa perché avvenga questa maturazione, ed è vero che il videogioco in realtà è in un certo ritardo, perché diciamo, la risposta non è facile, però sicuramente è stato legato e inchiodato per molto tempo a una cultura abbastanza di nicchia, legata a un'immagine di un consumatore abbastanza limitato e limitante dal punto di vista prettamente demografico e culturale, cioè quella diciamo del consumatore maschio ai 18-35 anni, il gamer per così dire. Devo dire però che negli ultimi anni secondo me un'apertura c'è stata, in alcuni casi sono delle aperture difficili da mappare, spesso rese un po' invisibili dal discorso generale sui videogiochi, ma c'è molta più attenzione da case di produzione rispetto ad esempio a quelle enormi fette di pubblico che non rispecchiano questa categoria di consumo abbastanza limitata, e di conseguenza c'è effettivamente una varietà che secondo me prima non c'era. A livello di contenuti, di capacità di critica e riflessione sul linguaggio stesso del videogioco. Io di solito in generale, qualunque analisi tendo a essere sempre molto pessimista, però devo dire che onestamente, dovendo guardare proprio alla capacità dei videogiochi di avvicinarsi a un linguaggio, a una maturità artistica, secondo me ora siamo più vicini di quanto non eravamo prima.
Poi c'è un altro discorso che è a parte ma non troppo a parte su quali sono, come educare appunto gli sviluppatori e qui ad esempio prima si diceva del ruolo dell'università, non è tanto per insomma tirare acqua al mio mulino perché io ci lavoro in università, però è effettivamente vero e dimostrato che anche in zone dove si considera che l'industria del videogioco sia, diciamo, vada da sempre fortissimo come la California, la Silicon Valley, molte delle compagnie nascono spesso tramite dei periodi di incubazione o dei primi networking iniziali che avvengono nei corsi universitari. Sono corsi universitari, ad esempio a UC Santa Cruz, che hanno formato interi festival, intere società di sviluppo di videogiochi, e questo effettivamente, come veniva detto prima, in Italia ci manca, non saprei dirvi esattamente il perché è un discorso complesso, però manca. E c'è poi un altro discorso riguardo alla politica industriale, che qui insomma si va su ambiti un po' più complessi che non si possono affrontare in poche parole, però è vero che in molte nazioni come Francia e Canada, ad esempio, l'industria del videogioco ha conosciuto un boom in varie fasi storiche, anche perché c'è stata una pianificazione a livello nazionale, c'è stata una pianificazione su queste industrie creative e mi sembra di capire che in Italia ancora non sia arrivata. Sono pianificazioni che a volte includono anche strategie che non sono necessariamente virtuose, cioè possono essere virtuose dal punto di vista economico, ma non necessariamente dal punto di vista così etico, come ad esempio ridurre le tasse per certi settori. È stato fatto anche qui nel Regno Unito con molte critiche, però in alcuni casi, come ad esempio in Canada, sembra, da quello che dicono molti analisti, ha funzionato, ha permesso a una nazione dove c'era un fervente numero di produzioni indipendenti di formare compagnie più grandi come insomma, ad esempio Ubisoft ha avuto grandi studi in Canada, ci sono state grandi produzioni nella zona di Montreal e sono state possibili grazie a un programma di politica industriale. Quindi insomma è un problema molto complesso che si può affrontare da punti di vista culturali, economici e così via. Però insomma ecco, in generale dal punto di vista globale secondo me le cose non vanno poi così male, però ecco è un peccato secondo me che l'Italia ancora sia un po', forse un po', manchi ancora la voce, ecco, la voce degli sviluppatori italiani non sia poi così visibile come ci si auspicherebbe. Bene, il tempo a nostra disposizione si è esaurito, quindi diciamo se qualcuno avesse qualche altra curiosità trovano i 3 per un altro quarto d'ora qua in giro. Grazie a tutti per essere stati presenti e speriamo insomma di avervi dato un quadro sufficientemente ampio e profondo di questa area dei videogiochi. Grazie.